Buona giornata, bentrovati, eccoci all'appuntamento dedicato al mondo dello sport, sempre con la nostra web www.venetoglobe.com e naturalmente trovate tutte le nostre produzioni in modalità on demand da poter usare quando e come volete naturalmente. Cominciamo con lo sport e cominciamo con le principali notizie di oggi. Indubbiamente ancora grande nazionale femminile di volley con Mazzanti, il tecnico, vedete in questa posa, che sta facendo un grandissimo mondiale. Stamattina altra splendida vittoria per 3-1 contro la formazione americana. Gli Stati Uniti sono stati sconfitti, avevano bisogno di vincere questa loro partita. L'Italia aveva bisogno invece di 2 set per matematicamente avere la prima posizione del girone ed è stato così 2-7-0 e poi il set ceduto agli Stati Uniti, ma poi il risultato è terminato sul 3-1 ancora con un grande set e soprattutto grandi muri e grande lavoro anche della nostra Monica De Gennaro, che ha volato da parte a parte insieme a Bosetti per ricucire tutte le palle schiacciate dagli Stati Uniti. Adesso è festa grande per quanto riguarda l'Italia, vedremo come si continuerà. Da una nazionale all'altra, la nazionale di Mancini per quanto riguarda il calcio, deve accontentarsi, il guaio è che ci accontentiamo di un pareggio raccolto contro l'Ucraina 1-1 in amichevole, giocata. L'unica cosa importante è che questa amichevole è stata giocata per raccogliere soldi per le vittime del Ponte Morandi di Genova. Ecco, l'unica cosa bella e l'unica cosa utile è questa, perché poi anche se i tecnici, anche se i vari quotidiani sportivi danno ancora fiducia a Mancini, continuando a dire insomma è una buona Italia, qualcosa si vede, qualcosa si sta vedendo, insomma è ben poca cosa, un 1-1 contro l'Ucraina. Adesso l'Italia rientra a Coverciano, lo ha già fatto in nottata, in serata, e poi volerà a Katowice per affrontare la Polonia domenica, ma qui si farà sul serio nella Nation League e allora vedremo cosa succederà. Anche l'Under 21 di Biagio si sta preparando per giocare un paio di gare proprio in questi giorni tra il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia, oggi a Udine contro il Belgio e il 15 ottobre invece a Vicenza contro la Tunisia. Serie A. Ritornerà in campo il prossimo 20 ottobre con Roma Spal, Juventus Genoa e Udinese Napoli, come tutti gli altri campionati, come il campionato di Serie B che aspetta appunto la nazionale e l'Under 21. Per la Serie C, per la Serie D e per l'eccellenza e per la promozione vedremo da domani per ultimo giorno di trasmissione del nostro appuntamento sportivo di Veneto Globe, vedremo i nuovi tabellini della giornata che andremo a vivere e a passare insieme il prossimo weekend. Per quanto riguarda invece il turno di Coppa di ieri sera, ci sono stati dei risultati, squadre di eccellenza e promozione in campo, a partire da Mestre Calvinoale finita 2-0 per i mestrini, a Mansuè il Treviso con un gol di Fiorotto ha battuto il Porto Mansuè, a cui poco interessava la Coppa sicuramente, mentre il Treviso, insomma, reduce anche dalla vittoria di Coppa dello scorso anno, ci tiene a questa Coppa e va avanti e ha vinto 1-0. A Vittorio Veneto si giocava sul sintetico di San Martino di Colle Umberto, San Giorgio Sedico viene sconfitto dal Vittorio Veneto per 4-2, ma sicuramente la formazione di Bruno Gava aveva una formazione con un grande turnover in campo. Turnover anche tra Nervesa e Luparense, soprattutto nel Nervesa. Il Luparense invece schierava l'attacco Principe in campo facendo ruotare alcuni giocatori e puntava decisamente a vincere. Invece la sorpresa è arrivata proprio dalla formazione del tecnico Ambruoso, che sedeva al posto di Baldi, che era stato squalificato e si trovava dietro le recinzioni, dietro le panchine. Bene, Ambruoso e Cunico sono i nostri primi interlocutori per fare il punto su questa partita, che è terminata 4-3 per il Nervesa della Battaglia dopo i calci di rigore, quindi avanti il Nervesa, si stoppa la Luparense. Vediamo il servizio. Mister, porta bene perché è andato avanti in Coppa, sarà sempre lei a sedersi sulla panchina adesso? No, la mia presenza è temporanea e
purtroppo Michele non era presente per la squalifica che sapete, ma se porta fortuna ben venga e quindi speriamo che sì, questa fortuna continui. È chiaro che parlare di fortuna stasera non mi sembra il caso, nel senso che la squadra si è dimostrata quello che ha dimostrato anche in altre partite, cioè di giocare comunque bene, di saper tenere il campo, saper tenere testa a tutti gli avversari, e quindi forse è arrivato oggi qualcosa che non è arrivato nell'ultimo mese, nonostante comunque le prestazioni fossero discrete se non buone, e quindi siamo molto felici di questa cosa, insomma. Avete creduto fino alla fine, perché il rigore è arrivato poi al 90° che il portiere Visentin ha parato, insomma ci avete creduto? Sì, la voglia c'era da parte dei ragazzi di riscatto, proprio perché il periodo non era positivo in termini di punti, ma consapevoli del fatto che comunque qualcosa di buono avevamo fatto in questo periodo tecnicamente, soprattutto la voglia negli allenamenti, la disponibilità dei ragazzi è stata tanta, quindi questo ci ha permesso di affrontare la partita comunque con il piglio giusto, e effettivamente l'hanno dimostrato. Poi sì, il rigore parato alla fine è significativo perché i nostri portieri durante la settimana si sono allenati e la speranza di riuscire ad andare comunque ai rigori e comunque andare avanti c'era, nonostante la formazione avversaria fosse sicuramente di spessore, certo. Adesso si va avanti sia in Coppa che in campionato, bisogna trovare un po' la quadra soprattutto in campionato. Io penso che sia un'ottima occasione, perché comunque far giocare le persone che hanno avuto meno occasione fino adesso in Coppa è assolutamente una cosa importante, perché comunque è motivante per i giocatori che non hanno meno minuti. E sicuramente l'obiettivo è portare avanti entrambi le competizioni, perché comunque ormai siamo ai quarti di finale, quindi comunque diventa è già un buon traguardo e vogliamo proseguire. E in campionato sicuramente dobbiamo riprenderci i punti che abbiamo lasciato per strada, che probabilmente avremmo dovuto che saremmo meritati, avremmo dovuto acquisire prima, ma insomma ci sarà tempo, quindi assolutamente in campionato dobbiamo spingere. Grazie mister, in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi. Bene, questo Ambruoso, io ho fatto la battuta, naturalmente Ambruoso ha portato bene e quindi vedremo insomma quale sarà il suo continuare sulla panchina da secondo di Baldi, come ha detto lui. Adesso andiamo sull'altra sponda, la Luparense ci è rimasta un pochino male, tanto più il suo tecnico Cunico, eccolo. Mister, non ve l'aspettavate così, volevate qualcos'altro immagino? Penso che la partita l'abbiamo fatta noi, poi abbiamo sbagliato molto nel primo tempo sotto porta, poi nel secondo tempo magari ci siamo un po' abbassati e poi quando abbiamo subito il gol ci siamo rialzati, abbiamo creato altre 3-4 opportunità, poi vabbè il rigore al 90° l'abbiamo sbagliato, quindi forse voleva andare anche così perché abbiamo provato in tutte le maniere, però non ci siamo riusciti a fare più di un gol. Dispiace perché i ragazzi insomma l'avevano interpretata nella maniera giusta. E quindi accettiamo il verdetto e guardiamo avanti. Troppe occasioni sbagliate sì nel primo tempo, come diceva, no? Sì, abbiamo avuto 4-5 situazioni, un incrocio di pali, 3 volte avanti il portiere, insomma situazioni che se tu non porti sul 2-0 poi la partita rimane sempre aperta. E loro alla fine ci hanno creduto e hanno trovato quel pareggio che non so se era fuori gioco, però è tutto da valutare. Poi abbiamo rimacinato ancora gli ultimi 10 minuti diverse situazioni importanti e poi ripeto il rigore al 90° l'abbiamo sbagliato e poi il terno dei rigori ci ha fatto uscire, però insomma penso che i ragazzi non posso dire niente. Luparense campionato è un'altra cosa, però ci tenevate a questa Coppa perché ho visto che non ha fatto granché turnover perché le punte davanti c'erano tutte. Ma domenica Pietri Biasi e Rondone non hanno giocato, quindi il classico turnover, cioè nel senso che abbiamo una rosa anche importante, quindi c'è la rotazione da parte dei ragazzi, stanno accettando tutto e quindi volevamo andare avanti per dare opportunità magari a chi ha meno possibilità di giocare, di dare un po' di minutaggio, però ripeto il verdetto del campo lo dobbiamo accettare, guardiamo avanti e adesso ci concentriamo solo sul campionato. Campionato come la vede? Siete là davanti, tutti vi danno per favoriti, non è bello per quello, no? Però insomma la squadra ce l'avete. No, già a fine partita l'entusiasmo che ha avuto la squadra avversaria a battere la Luparense ci fa sempre alzare le antenne, perché comunque quello che dico sempre ragazzi, la Luparense è la squadra da battere, quindi noi dobbiamo renderci conto di questo, però fino a questo momento qua i ragazzi sono stati impeccabili perché hanno interpretato sempre le 5 partite in maniera a livello mentale insomma al 100% e di conseguenza siamo sulla strada giusta.
Se cali un attimo di tensione sicuramente gli altri ci aspettano e quindi di conseguenza la partita dobbiamo sempre fare noi, dobbiamo sempre essere al 100%, lo sappiamo, però penso che fino a questo momento qua l'abbiamo dimostrato. Questo era Cunico, tecnico della Luparense, una formazione che è stata allestita per cercare di salire subito di categoria e volere una categoria più importante. Questo è il motto appunto e il diktat del suo presidente. Eroe della serata Visentin, il portiere del Nervesa della Battaglia, che veramente ha fatto bene dagli 11 metri, dal dischetto, ha parato quello che poteva parare, un paio di rigori, poi tra l'altro l'ultimo, quello al 90esimo, che avrebbe decretato la vittoria della Luparense, è stato veramente un gioiellino. Cambiamo, lasciamo il calcio, ci ritorneremo domani con anche il settore femminile per vedere insomma dove si giocherà e quando e come si giocherà. Passiamo al campionato di Serie A1 di basket maschile, in Coppa diverse squadre. Milano domani in trasferta a Podgorica, mentre nell'Eurocup Andorra batte Brescia 110-91, Villeurbanne batte Trento 75-61, Torino che perde in casa dalla Mornar Bar per 84-80. In Champions League l'Avellino passa sul campo del Novgorod per 100-93, così fa anche il Venezia sul proprio campo contro il PAOK di Salonico per 69-59. Virtus Bologna batte Klaipėda dopo un tempo supplementare 83-78. Sassari vince con il Benfica in Portogallo e passa alla fase a gironi. Il basket di casa nostra, quello che riguarda il TVB, la TVB con la Supercoppa, dopo la Supercoppa è iniziato il campionato con la prima vittoria in casa contro Ferrara, 76-69, e allora andiamo proprio a sentire il coach di Ferrara, Andrea Bonacina, ai nostri microfoni, sala stampa. Ma se eccepiamo i 29 punti subiti nel primo parziale, venire al Palaverde e concederne 47 in tre quarti alla De Longhi deve costituire una chance per vincere la partita. Non ci siamo riusciti, anche se onestamente ci siamo, secondo me, neanche andati troppo lontani in un paio di frangenti dove Suon ha avuto 2 volte la palla per mettere la testa avanti. È chiaro che usciamo con 2 insegnamenti molto importanti da questa partita. Il primo riguarda l'approccio. Non possiamo partire soft, e per soft intendo anche a livello di esperienza, nel senso di malizia. Non possiamo fare 4 falli di squadra all'intervallo, significa che la partita ha un approccio soft, insomma, ecco, è pigro, e quindi non possiamo permettercelo. L'altro è che i dettagli fanno la differenza. Quando vuoi vincere in trasferta su questo campo contro squadre così attrezzate, un tagliafuori che costa 3 punti di Alviti conta, e se vai a -7 e in 3 secondi costruisci un tiro con il tuo fra gli esterni peggior tiratore, conta a livello di scelta tattica. E quindi, col massimo rispetto di tutti i miei giocatori, un po' più di lucidità nei momenti chiave e nella, come posso dire, selezione dei dettagli e costruzione della chance. Detto questo, sono molto contento della reazione emotiva dei ragazzi, finiti sotto di 17 a metà secondo quarto, se non sbaglio, oppure a inizio secondo quarto, al terzo minuto del secondo quarto, insomma il Palaverde si può anche tranquillamente poi affondare, insomma, ecco, contro Treviso, come è successo in passato e succederà, temo, a molte altre squadre, insomma, ecco. Quindi invece siamo prima tornati sotto la doppia cifra di svantaggio, poi abbiamo girato la boa di fine terzo quarto esattamente dove volevamo essere, cioè in partita, pienamente, sotto di 5, e a 5 dalla fine, lì, con un tiro libero di Chillo sbagliato che costa 3 punti, ma che se non ci costa 3 punti ci può dar palla in mano a -4, insomma, ecco, quindi sono contento. Bene, contento, come avete sentito, Andrea Bonacina, tecnico di Ferrara, nonostante la sconfitta, che dice ci può stare al Palaverde contro questa squadra, contro questa TVB. E allora parliamo anche di Ponzano, abbiamo seguito con una diretta streaming, tra l'altro, la prima in casa. Per quanto riguarda Sottana, il coach della formazione ha sottolineato come ci si sia accorti ancora una volta della forza delle squadre che si andrà ad affrontare, 74-49 la
sconfitta contro Crema, trasferta per le ragazze di Sottana adesso a Bolzano. Seguiremo anche la Ruker Sanve, sabato saremo in streaming anche dal Palasaccon per seguire la prima interna contro l'Urania Fiat Milano dopo la vittoria in trasferta 65-60 contro Lecco. Vedremo domani le altre Serie C Silver, Serie C Gold e Serie D Trevigiana per vedere un attimo il tabellino del weekend. Parliamo invece di Imoco Volley Conegliano e di Benetton Rugby e di TV Basket Treviso, che ieri sera erano impegnati. Questa è la foto che vede la presentazione in piazza Conegliano dell'Imoco Volley Conegliano, mentre Imoco, Benetton Rugby e TVB Basket erano impegnati ieri sera in una singolare simpatica sfida al cucchiaio di tiramisù al Best Western BHR di Treviso, la seconda edizione del Tiramisù World Cup. Bene, l'altro anno avevano vinto le ragazze dell'Imoco, ma c'erano un po' tutte, c'era anche una brava Mochi De Gennaro, invece questa volta hanno vinto i rugbisti del Benetton, quindi complimenti a loro che hanno vinto questo cucchiaio. Loro sono abituati con i cucchiai per quanto riguarda il tiramisù. Rimaniamo sempre nell'Imoco perché intanto venerdì domani trasferta a Cuneo per l'ultimo torneo precampionato, poi il 27, lo ricordiamo, comincerà il campionato vero e proprio contro Casalmaggiore, si giocherà al Palaverde. Ritorno per un attimo sul Benetton Rugby, vittorioso, vedete qui Sperandio premiato come MVP in trasferta contro i Southern Kings, la vittoria è stata di 28-5, buona gara, buona prestazione in campo sotto la pioggia. Adesso si ferma la top 14, arriva la Challenge Cup, sabato si gioca alle 15 a Monigo contro Grenoble, mentre venerdì 19 ottobre i biancoverdi saranno ad Agen. Nella top 12 invece il Mogliano osserverà il riposo per la Coppa, che vedrà sabato la trasferta con la neopromossa Verona, mentre in campo regolare il femminile con l'Iniziative Villorba Rugby e con le Red Panthers Benetton, ma al via domenica, lo ricordiamo, anche i campionati dalla Serie A alla Serie C2. E con questa notizia termina il nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport su www.venetoglobe.com, la nostra web tv. Trovate tutti i nostri servizi, tutti questi nostri TG, tutte le nostre interviste, i nostri reportage in versione in modalità on demand. Fatene quello che volete, ma soprattutto fatene buon uso. A tutti voi buona giornata.